Dopo il duello che ha infiammato lo scorso campionato di eccellenza, dopo un cammino fin qui straordinario in Serie D, Sestri Levante e Imperia sono faccia a faccia sul terreno del Sivori per un derby regionale che ha anche motivi di classifica. 10 minuti di studio e Bonaventura impegna Dani, facendo capire al portiere ponentino che sarà un pomeriggio complicato. E infatti, poco dopo il 10° minuto, Selvatico viene atterrato in aria sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il direttore di gara e calcio di rigore, e lo stesso Selvatico sblocca l'incontro addirittura con il cucchiaio dagli 11 metri. Corsari avanti e Selvatico che si erige a grande protagonista perché 7 minuti più tardi è sempre da palla inattiva, ma questa volta direttamente da calcio di punizione porta a 2 lo score dei padroni di casa con una pennellata perfetta che non lascia scampo a Dani. Il derby prende una direzione ben precisa, gli uomini di Ruvo non calano l'impeto, anzi se possibile lo aumentano, tanto che prima del duplice fischio arriva anche la rete del 3-0 di Croci, che però viene annullata per fuorigioco del numero 9, quella buona arriva comunque entro fine frazione. A realizzarla è Puricelli con una botta da dentro l'area che si infila sotto la traversa dopo un rimpallo con un difensore avversario. Primo tempo shock per l'Imperia che va a riposo contro reti sul groppone. Reti che diventano addirittura 4 dopo 10 minuti dalla ripresa, come vediamo dalle immagini che ci arrivano dal nostro Fabio Molinari, perché la respinta di Dani su conclusione di Croci viene raccolta da Cerincione che serve Buso. Troppo facile per il numero 10 finire sul tabellino dei marcatori. Partita ormai persa per l'Imperia con ancora mezz'ora da giocare, 30 minuti in cui sale in cattedra Cerincione. L'esterno rossoblu al minuto 65 si infila in aria e batte in diagonale Dani per la manita Corsara, ma non finisce qui, perché lo stesso Cirincione, a 20 dal termine e dall'altra parte, realizza anche il 6-0, che stavolta sì è il risultato finale più tennistico che calcistico. Negli ultimi minuti attimi di nervosismo, poi il triplice fischio che sancisce la vittoria roboante del Sestri e lancia i corsari all'inseguimento del quarto posto. Imperia che rimane a 2 punti dalla zona playoff.